Già da Rossi ha fatto la qui presente Bassi, non ha fatto la protagonista perché oggi non era il suo turno, ma lei ricordo che è stata premiata da noi con il premio Solidarietà Più, no? 2 anni fa al Teatro Giovanni da Udine. Non era presente perché è sempre piuttosto sottoposta a controlli, diciamo, continui e costanti, però lo è stata nel grande schermo che abbiamo mandato in onda quella sera. Insomma, sono 2 formidabilissime comunicatrici queste ragazze che devono assolutamente continuare questo percorso, sia sportivo naturalmente perché è il messaggio di impatto più forte che può esserci quello dello sport, ma anche per la loro grande personalità, perché sono ragazze che hanno... il fatto che è stato fatto notare, non so da chi, sì, da Bardini mi pare, no? Il silenzio assoluto della platea di giovani che vanno dai 14 anni fino ai 18-19, è difficile trovare un silenzio così che dura 1 ora e mezza di fila, perché dopo un po' i ragazzi tendenzialmente tendono ad annoiarsi. Qui non c'è stato un attimo di respiro e non c'è stato una frazione di secondo di annoiamento, perché i contenuti, insomma, che sono stati espressi qui da questa ragazza in particolare, e non solo per il fatto che è fresca medaglia paralimpica, ma perché è una portatrice di valori, è un po' quello che cerchiamo di fare con queste nostre iniziative, trasmettere valori attraverso le buone pratiche e, come si dice in gergo, per il bene comune. Ma se non si parte dai giovani, diciamo che con gli adulti o ci sono o non ci sono, no? Come si dice, nel senso che o percepiscono la sensibilità. Va anche detto, ecco, una domanda forse che non è stata approfondita abbastanza riguardava il rapporto con i mass media, con il mondo della comunicazione, e va detto che c'è ancora un po' di carenza rispetto a questo, anche se con le Paralimpiadi di quest'anno è stata data una grandissima visibilità soprattutto sulla RAI. È stata fatta una scelta e va apprezzata, e speriamo che sia l'inizio e l'avvio di un percorso, perché diciamo si pensa che non sia di impatto la comunicazione che tratta queste materie, invece lo sarebbe molto. L'importante è usare gli strumenti giusti della comunicazione. Insomma, lo insegna Piero Angela, no? Che fu il precursore della comunicazione scientifica in prima serata nelle TV nazionali, e non ci avrebbe scommesso nessuno allora. Bisogna cominciare a pensarci, e lo diciamo anche a voi esperti della comunicazione, che si può fare audience anche parlando di queste cose, ma soprattutto si ottiene un doppio risultato. Si fa audience, ma si fa anche comunicazione sana e salutare, di cui i giovani hanno bisogno, perché vivono troppo spesso di comunicazioni virtuali, diciamola così. Beh, una sensazione bellissima. Accetto sempre molto volentieri di confrontarmi con i ragazzi, un po' perché penso che il confronto sia sempre positivo e ti arricchisca, e poi perché è bello. Poi appunto è stato ricordato come i ragazzi giovani avevano fatto silenzio mentre io parlavo, e la cosa mi rende molto orgogliosa e mi fa molto piacere, perché vuol dire comunque che vengo apprezzata come persona al di là delle medaglie, al di là della sportiva, quindi questo non può che rendermi orgogliosa e torno a casa felice e ancora più arricchita. La domanda più difficoltosa è stata quella, qual è stata la vittoria più bella, un po' perché reagisco sempre, diciamo, penso più alle sconfitte, cercare di migliorarmi su quelle cose, e poi perché alla fine ho un'esperienza anche abbastanza limitata per quello che posso dire. E poi in realtà sono state tutte domande molto interessanti, e mi ha fatto piacere anche sottolineare come il famoso colpo campanile non sia un colpo antisportivo, perché è una cosa che ci tengo,
e proprio perché il messaggio che si vuole dare è quello che comunque siamo atleti, al di là che lo sport che pratichiamo sia su una carrozzina o con altri strumenti, però siamo atleti al 100%. Il prossimo obiettivo adesso è, gli europei del prossimo anno saranno la più grande manifestazione dell'anno e quindi si cercherà di arrivare al massimo, di ottenere il massimo speriamo, e poi c'è la qualifica per il mondiale. Oggi è stata veramente una giornata emozionante, anche rivedere il video delle gare di Giada che ho seguito comunque in TV durante le Paralimpiadi, sono state molto emozionanti, mi hanno commossa e sentirla è un grande stimolo di motivazione. Il prossimo evento sarà quello della Telethon, dove parteciperemo con 6 squadre di persone abili e disabili. Un ragazzo correrà 12 ore in carrozzina e un altro ragazzo invece correrà 24 ore da solo. E la sera prima invece alle 18:30 all'Hypobank faremo un evento sulla motivazione dove ci saranno questi esempi che potranno portare le loro esperienze di vita e di motivazione nello sport. Sicuramente è una campionessa, non trovo altre parole per descriverla perché penso che abbia dato un grande esempio a tutti i ragazzi presenti oggi di che cosa serva nella vita per praticare lo sport con successo, ma anche per vivere con successo. Sono davvero contento e comunque per me è stata un po' una riconferma di quanto ho sempre visto anche alle partite della nostra squadra, perché le persone vedo che si appassionano e non appena capiscono che si sta parlando di sport autentico e non di attività ricreative per disabili. Il campionato quest'anno, a proposito, siamo inseriti nel girone A, inizierà il 6 novembre e saremo in casa a Martignacco. Subito si parte con il botto perché c'è il derby con i ragazzi dei Friul Falcons. Quindi derby friulano a Martignacco, ore 15. L'organico è rimasto lo stesso. Speriamo che quest'anno sia l'anno buono per il fatidico balzo in A1 e speriamo di farcela quest'anno. Questo sport venga accettato all'interno del movimento paralimpico in toto, perché per ora ne fa parte, però non partecipa alle Paralimpiadi. Per questo c'è bisogno che anche altre nazioni al di fuori dell'Europa si uniscano alla federazione internazionale. Speriamo che questo accada già a Tokyo, magari come sport dimostrativo. È stato veramente emozionante oggi perché Giada ha saputo veramente comunicare in maniera esemplare le sue emozioni e ha catalizzato l'attenzione per tutto l'evento, veramente. Io pratico ciclismo a livello agonistico dal 2010 praticamente. E oltre a questo ho praticato anche un po' di sci a livello, ho fatto qualche gara regionale e niente, ho fatto anche un po' di free climbing, ma quello solamente per passione. Il ciclismo mi dà veramente un'emozione pazzesca, andare in bicicletta, sudare, fare fatica, però poi riuscire a raggiungere il traguardo ed esserne veramente soddisfatta. Infatti voglio ringraziare, se posso, la mia guida che ogni volta condivide questa emozione con me. Allora, io mi sono identificata moltissimo in Giada perché anch'io cerco sempre, per quanto mi è possibile, di sorridere, di essere positiva, di guardare con fiducia verso la vita e verso gli altri, e lo sport mi ha aiutato moltissimo in questo. Dunque, io ho praticato judo a livello agonistico e anche ciclismo. E adesso con l'università però ho scoperto la corsa a piedi, che tuttora pratico, e che diciamo mi dà la possibilità rispetto ad altri sport di avere i miei tempi e di potermi godere bene, diciamo, anche la corsa, ecco. Mi sono proprio appassionata perché io anche provando a fare cose agonistiche diciamo che a me era mancato il vero divertimento, per cui invece con la corsa ho ritrovato veramente il piacere e il gusto di correre, di fare sport. Lo sport sicuramente mi ha aiutato molto e se oltre ad aiutare me può aiutare anche gli altri, sono sicuramente molto contenta, senza dubbio.
mi sento di essere felice di aver partecipato a questo evento, perché lo sport per i disabili è una nostra grande rilevanza per noi e vogliamo assolutamente enfatizzarlo tra i nostri studenti, che danno questo entusiasmo a tutti e che nello sport hanno trovato delle risorse e che vogliamo trasmettere a pioggia a tutti i nostri studenti e a chi è meno fortunato come questi ragazzi disabili che hanno trovato questa grande opportunità. Con il dottor Piccone stiamo cercando di dare importanza allo sport per i disabili all'interno dell'Ateneo, perché questa è un'opportunità che questi ragazzi hanno di anche condivisione, oltre che di crescita e di grande impegno che possono avere con risultati eccellenti e nello studio e nello sport. Posso parlare solo alcuni numeri. Noi all'interno dell'Ateneo abbiamo circa 200 fra studenti disabili e con DSA e un certo numero di questi, come avete potuto vedere, compete a livello anche internazionale con ottimi risultati. Per cui io dico, cerchiamo di valorizzare anche questi sport minori che non sono per nulla portati all'attenzione del grande pubblico. È bene ricordare che la maratona è una delle poche maratone, se non l'unica in questo caso, che coinvolge anche quasi tutti i disabili. Noi all'interno della maratona abbiamo una serie di partecipazione, prima i disabili attraverso quella che è la nostra N-Bike, no? Poi abbiamo i disabili dei speciali olimpici che fanno gli ultimi 4 km partendo da Terza Aquileia. Poi abbiamo i disabili in carrozzina che partono da Cividale, da Cervignano, e qui abbiamo la Laura Bassi oggi che è una nostra testimonial, e quindi queste mai più. Poi tra l'altro è nata una collaborazione con Sport e Solidarietà con l'amico Danisi, che il prossimo anno, già quest'anno ha fatto qualcosa, il prossimo anno però sarà parte integrante assieme sia con un'organizzazione che soprattutto con tutti quelli che sono i comitati che lui organizza, i comitati che lui coinvolge appunto nelle disabilità. Ecco. Quindi mi sembrava giusto, poi questa è stata una giornata eccezionale perché abbiamo avuto una testimone di eccezione come Giada Rossi, che sappiamo benissimo a che livello è, che cosa ha portato per l'Italia, per il Friuli-Venezia Giulia alle Paralimpiadi di Rio. L'augurio che noi facciamo tutti, che ci facciamo, soprattutto che si facciano questi testimoni eccezionali e che quello che vedano resti impresso, che sappiano che praticamente che questi testimoni, che queste disabilità molti di questi erano come loro, cioè erano normali e a seguito di disavventure o di incidenti sono arrivati così. Quindi questa è la lezione più importante, che ognuno di noi può essere un domani diventare un disabile come loro. Questo è il messaggio che tutti dovrebbero capire. Ecco, poi ci vuole la gioia alla vita sicuramente, però questo è l'importante.